fine campionato c'è chi festeggia e chi si dispera e chi, con obiettività e soddisfazione, traccia semplicemente un bilancio che, rispecchiando i propositi di inizio stagione, non può che definirsi positivo. È il caso della Polisportiva Preganziol, realtà consolidata in Serie C femminile. È il quarto campionato di C che facciamo e per la prima volta ci siamo salvati 4 giornate fa. Siamo molto soddisfatti, la squadra è giovane e tutto sommato, tenendo conto anche tutti gli sforzi che stiamo facendo, direi che più di così non potevamo pensare di poter fare. A Preganziol tutti sono soddisfatti dei risultati raggiunti e consapevoli che è stato raccolto il massimo risultato possibile. Ma io sono arrivata quest'anno e mi sono trovata bene, mi è piaciuto l'ambiente, la squadra e purtroppo abbiamo avuto delle infortunate e quindi un po' abbiamo dovuto cavarcela, però penso che durante gli allenamenti si veda la nostra voglia di giocare e quindi quest'anno penso che abbiamo dato il meglio di noi. Per questo motivo l'allenatrice Lidia Compagno ha iniziato già da qualche settimana a pensare al futuro della Serie C. Punterò sempre, come sto facendo, sull'introduzione anche di nuove giovani del nostro vivaio e poi, se ci sarà l'occasione, avrei bisogno di qualche rincalzo, magari come sempre massimo 1 o 2 persone un po' più esperte, perché presumo ci sarà un turnover con quelle che ho già, che sono abbastanza datate in senso buono ovviamente. La Polisportiva Preganziol è una realtà in salute in ambito pallavolistico e societario. La Polisportiva da sola è in grado di recuperare diversi sponsor per poter portare avanti l'attività, perché ha una attività più che ventennale e quindi ha una credibilità sul territorio. L'amministrazione sta vicino alla Polisportiva e a tutte le società sportive, mettendo a disposizione gli impianti quasi a costo zero e cercando di supportare i nostri ragazzi, i nostri giovani, affinché partecipino attivamente all'attività sportiva. Gli impianti però, per i migliaio di tesserati fra tutti gli sport praticati, non sono sufficienti. Per il prossimo futuro l'amministrazione comunale si è presa questo impegno. Un'idea è creare un nuovo palazzetto, una nuova palestra qua antistante a questa, e stiamo pensando di fare un nuovo impianto a Preganziol capoluogo che possa ospitare sia il volley ma anche tante altre discipline. A Preganziol sembrerebbe che tutti stessero remando in un'unica direzione. Attenzione però, la Polisportiva lancia un allarme ben noto. Rispetto all'anno scorso abbiamo circa un 60-70% in meno di oneri e di ricavi da pubblicità. Non voglio spaventare nessuno, perché la Polisportiva è una polisportiva seria che fa i passi secondo quelle che sono le proprie forze, quindi anche l'anno prossimo non abbiamo alcun problema, perché abbiamo seminato bene e direi diretto bene anche la baracca. Quindi però speriamo che questo 2009 finisca presto e che gli amici sponsor ritornino a darci una mano. Con basi solide si garantisce il futuro e nonostante le contingenze economiche, la Polisportiva intende migliorare il proprio servizio, con prima di tutto ottimizzazione degli spazi palestra. Quello che ci si aspetta di fatto è quello di avere quindi con l'amministrazione un rapporto che ci consenta di gestire con più raziocinio gli spazi, evitare gli sprechi, trovare delle soluzioni che ci possano quindi soddisfare e magari dare quell'ulteriore contributo, se possibile, a questa attività dei giovani, e credo proprio per questo noi ci impegniamo sempre nella crescita della polisportiva, perché crediamo soprattutto nei giovani che saranno il nostro futuro.